Scatman's World. Bella ragazzi, ciao a tutti dal comandante veneziano. Allora siamo su MotoGP e stiamo sviluppando la moto con due abbiamo tenuto la Mahindra, alla fine stiamo sviluppando freni e telaio. Abbiamo quella 75.000 euro, che sarà la seconda stagione e poi ci buttiamo in Moto 2. Quindi se la vinciamo bene, se no no. Abbiamo preso Alexander Bruch come pilota inglese, giovanissimo. Ho speso pochissimo perché sinceramente non volevo sprecare soldini su un nuovo pilota, non era quello del mio interesse, almeno per questa stagione. E niente, siamo in Qatar, per adesso è la moto dell'anno scorso, solo che è più forte rispetto alla prima gara della prima stagione dell'anno scorso. E niente fiori, abbiamo il campione Miraggio, il campione in carica, come livree ci siamo sviluppati alla Force India, quindi sarà la moto rosa, avevo voglia di fare sta pazzia, l'ho fatta, fanculo. E niente fiori, ci becchiamo dopo le qualifying session del Gran Premio. Ragazzi, si parte subito con una pole position, e la cosa mi fa godere molto. Pole position Kumendiana subito in Qatar, gara favorevolissima per il Kumen, va a far bene. Voglio il minimo il podio, si parte. Seconda stagione in Moto 3. Il campione in carica è Mir. La moto ancora con le prestazioni dell'anno scorso, ma dalla prossima gara migliorerà. Come sempre in qualifica vado da Dio. Oh, Mir vuole già partire alla grande, è un miraggio vederlo Mir. Però qua ci superiamo Mir e andiamo in testa. Voglio partire con i 25 punti, cazzo. Lungo. Ok, bravo Kuma, ecco la moto rosa tipo Force India, fioi. Non c'era il rosa, purtroppo Force India, c'era sto rosa qua un po' del cazzo, un po' una specie di fucsia rosa shocking, se così possiamo chiamarlo. Oh, mamma mia che sfida con Mir. Brutto. Dai comandone, dobbiamo cominciare bene questo mondiale. Mir torna in testa. Sarà una sfida super con Miraggio versus veneziano. Non vedo l'ora di avere la moto più prestazionale. Mir è più forte ancora, però. E c'è anche Cabaret. Signori, è arrivato anche Cabaret. Prendiamo la scia di Cabaret. Dai. Primo giro andato. Signori, questa è la Moto 3, scia a manetta. Attenzione Mir, maledetto Mir. Mamma mia, erroraccio del Kuma. Brutto errore questo, brutto errore di veneziano. Adesso c'è il caviale, almeno il podio lo voglio, però che cazzo. Devo maturare bene in Moto 3. I primi due però se ne stanno andando sia Cabaret che Miragius. La qualifica è un giro, in gara sono 3, si stanca il mio pilota. Manca ancora tanto, ma purtroppo i primi due se ne stanno andando. Devo assolutamente difendere con le unghie e con i denti la terza posizione.
Sarebbe fondamentale partire con un podio. Ok, abbiamo un piccolo margine. Guarda che lotta tra Cabaret e Miraggio. Lotta vera, lotta pura. Inizia l'ultimo giro, il final lap. Kumendiano. Torna in testa Mir. Dai fioi, dai. Ocio. Voglio diventare re di tutte le classi, fioi. Quando me ne vado dalla Moto 3 voglio lasciare comunque una bella moto. Dai Kume, che comunque stiamo guidando abbastanza bene. Quell'errore con Mir ci è costato le prime 2 posizioni. Stiamo anche recuperando in realtà, ma non basta. Ecco, anche sbagliato. Va bene anche, va benissimo anche il podio. Tanto Cabaret vuole cominciare bene il mondiale. In testa Cabaret. Dai, teniamo sto podio. No, brutto errore, bruttissimo. Porco due. No, non ci credo. Non ci credo, qua mi sto buttando come un porco, bravo. Me lo sono ripreso subito, vaffanculo però. Basta un minimo errore, oh. Sono molto vicini però. Frena è molto vicino, ma il Kume fa la pazzia, il Kume forse lo tiene da... No, porco, no. No, no, dai. No, 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 no. Bulega di merda, ma vai a fare in culo, porco due di merda. Quarto, bene. Niente, incredibile, incredibile. Che sfiga, oh, che sfiga di merda, Dio Cristo. Una sfiga senza precedenti. Va bene. Posizione finale 26esimo, vabbè, fotte sega, sinceramente. Soldi arrivano. Prossimo weekend libero. Ok, allora abbiamo, vediamo, garage. Ok, li abbiamo sviluppati tutti e due, penso. Ok, la possiamo sviluppare ancora, sinceramente. Ci spariamo un altro al motore. E ci spariamo le sospensioni. Ok, a posto. Vediamo se questo può bastare per essere competitivi nel mondiale. Ok. Ci becchiamo dopo le qualifiche. Ragazzi, siamo non in griglia, non male. Adesso però dobbiamo cercare di fare punti in una gara che comunque io detesto, ma bisogna fare punti, ragazzi. Con la nostra Mahindrona rosa. La Pantera rosa. Fai fioi. Dai ragazzuoli che andiamo. Gran premio di Argentina. Argentina. Ocio. Vai Kume, colpisce il cuore Kume.
Possiamo fare una buona gara a mio modesto parere. Però vedi le differenze. Cioè sì che sto anche sviluppando la moto, ma non c'è niente da fare. Vabbè, quest'anno comunque in ogni caso è l'ultimo in Moto 3 dopo Tasboro. In caso vado in Moto 2 con più esperienza e va benissimo lo stesso. Uno va lungo. Quindi dopo l'Argentina è una gara che detesto e si vede abbastanza. Siamo addirittura 14esimi. Dai, cazzo, dai. Va a cagare. Cazzo, 14esimo, però da nono, speravo in qualcosina di meglio, Dio santissimo. Catroia. Niente, purtroppo freno prima, non c'è niente da fare. Fuori dai punti, evviva! Porca troia, oh. Vabbè, l'Argentina sappiamo che è così, non c'è niente da fare. Dai, anche 14esimo, cioè va bene, non va bene, però almeno muovo un po' la classifica. È già qualcosa, Beppe, è già qualcosa. Però almeno riesco ad avere la reputazione giusta per prendere una gran moto in Moto 2, questo è importante. Questa è una buona cosa, una cosa buona e giusta. Guarda come mi sverniciano, però, Dio Cristo. Che palle. Sì, potenziamenti non possono dire che non li ho fatti, però, cioè... Mamma mia, disastro assoluto, ragazzi. Disastro assoluto. Dai. Non capisco però, non riesco proprio a capire sinceramente. Cioè, la moto adesso non è più scarsa, cioè ho difficoltà incredibili in certe gare. Neanche a punti, Dio Cristo. Però non cambiare moto secondo me non aveva senso, questo è il mio modesto parere. Proverò a svilupparla ancora, per carità di Dio, però... Che fatica la vita da bomber. Ultimo giro. Qua ho rischiato veramente l'incidentone clamoroso. Comunque non ho ancora la forma giusta, non c'è nulla da fare. Sono troppo discontinuo. Però crediamoci. I punti sono ancora possibili. Dai. 8. 19esimi, cioè in una curva perdo 1000 posizioni, evviva. Malissimo, raga, malissimo. Qua provo anche a fare niente da fare. Niente da fare. Vabbè raga, in Argentina è così, io sta gara non so perché cazzo hanno messo sta merda di gara nel calendario, proprio non lo capisco. Vabbè. Però 19esimo è veramente una posizione che non capisco sinceramente, non la capisco proprio.
Niente. 19esimo, vaffanculo, va. Male, male, male. Vabbè, sappiamo che l'Argentina è così. Non riesco proprio a fare nulla in questa gara. Mira in testa. La depressione continua in casa Kuma. Che palle, oh, ma io non capisco sinceramente. Vabbè, il mio compagno è una merda. Addirittura in perdita, perché? Forse per il motore, spero, perché... Cioè, addirittura perdere mi sembra un po' grave, là. Forse sono arrivato male. Giorno di attività. Sì, questo però me lo tengo. Sì, 2 settimane di bonus. Vediamo se riesco a sviluppare qualcos'altro. Niente, madonna. 3 settimane. Aseonga, ragazzi. Raga, sotto il comandante veneziano siamo un po' in difficoltà. Ciao!